Habemus Papam, l'annuncio conosciuto in tutto il mondo, è anche il titolo di una mostra a poche ore dalla visita di Papa Francesco a Venezia. Venezia celebra lo street artist del Papa, l'artista di strada, il romano Mauro Pallotta in arte Maupal, che espone da oggi fino al 7 maggio alcune sue opere dedicate al Santo Padre. L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla Sala San Leonardo alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, che organizza il Padiglione Vaticano alla Biennale, che sarà visitato domani proprio dal Pontefice. L'esposizione, su iniziativa del Comune di Venezia, propone 15 opere in sequenza temporale. Questa mostra è come una carezza della città di Venezia alla persona del Santo Padre, che con tanta commozione è aspettato domani. Oggi si diceva che in città c'è questo sentimento che raduna a tutti in un'attesa di speranza. E le opere di Maupal sono un ritratto curioso, divertente di Papa Francesco. Troverete il mio percorso che ho dedicato a Papa Francesco degli ultimi 10 anni. Il mio obiettivo da sempre è quello di esaltare alcuni argomenti che Papa Francesco nel suo magistero ha affrontato, ma con ironia. Tutte le opere che ho fatto rappresentano i vari step che Papa Francesco ha affrontato in questi ultimi 10 anni.